Nome. Roberta. Andrea. Età. 31. 24. Ruolo. Difensore, ex terzino. Punta. Professione. Impiegata. Vetro resinataio. Soprannome. Roby. Condor. Soprannome dell'altro a letto. E Pulce. Tesoruccio, tesoro, briciolina di pane, sì. Come vi siete conosciuti? A Ferragosto in spiaggia. A Bibbione in un bar lì, lei era molto in forma, special one. Da quanto state insieme? 4 anni. 4 anni. 3 cose che ti hanno fatto innamorare di lui, lei. La simpatia, che mi fa ridere, il carattere e vabbè le stesse passioni, calcio. Vabbè, il calcio, era una ragazza calciatrice, era una cosa nuova per me, e poi il suo aspetto, la sua dinamicità. Se la cava bene a letto. Sì. Numero 1. Canzone e artista preferito. Vasco, non so, ce ne sono tante. De Gregori, generale, la donna cannone, numero 1. Difetti dell'altro. Ci mette tanto a fare le cose. Una palla mondiale, quando ci si mette di una palloso mondiale. Chi è più geloso dei due? Nessuno dei due. Beh, io sarei un po' geloso. Posizione preferita. No, non si dice. Pecorina. Dai. Saluta l'altro. Dagli un bacio. Ciao cara. Ultimo libro letto. È facile smettere di fumare. 100 anni di solitudine. Viaggio ideale. Australia. Finlandia. Spara il primo aggettivo che ti viene in mente. Solare. Splendido. Ti definiresti così? Sì. Sì. La parolaccia che dici più spesso. Cavolo. Minchia. Fantasia sessuale ricorrente. A 3. E farlo con tutta la squadra? L'hai mai fatto? Sul campo da calcio? No. No. Su una spiaggia? Sì. Sì. Al cinema? No. No. In ascensore? No. Sni. In bagno? Sì. Sì. Sul letto dei tuoi genitori? No. No. Se vincessi alla lotteria 100.000 euro, come li spenderesti? No, li metto via. Una super mega cena con tutti gli amici e vai. La prima cosa che fai al mattino? Colazione. Vado in bagno. L'ultima cosa che fai alla sera? Gioco a Candy Crush. Bestemmio dentro la Robby perché gioca a Candy Crush. Cosa dà la felicità? Tante cose, insieme a tante cose. Un pallone. Film preferito? Matrix. Autunno in New York. Piatto preferito? Pizzoccheri. Risotto coi fegatini. Sei favorevole a donare gli organi, Sì. Sì. all'aborto, Sì. Sni. all'eutanasia, Sì. Sì. alla legalizzazione delle droghe leggere, Sì. Sì. ai matrimoni gay? Sì. Sì. Credi a una vita dopo la morte? No. Sì. Al diavolo? No. Sì. Al destino? Sì. Sì. La suoneria del cellulare? Non so perché adesso quello che mi ha dato in assistenza, quindi non la conosco. Ah, non lo so, è una a caso che mi ha messo la Robby. Primo bacio? Viscido. In terza media ho dovuto farmi tutte le gallerie che portavano in Francia, una roba atroce. Lampada di Aladino. Esprimi un desiderio per te. Fatto. Va bene, ok. Un desiderio per l'altro. Ok. Spero che trovi la serenità. Quando litigate, chi fa pace per primo? Lui. Mi tocca? Col sesso? No. Magari. Mare o montagna? Montagna. Montagna. Pelé o Maradona? Maradona. Maradona. SMS o chiamata? Chiamata. Chiamata. Fai la faccia più brutta che riesci. Cos'è la cosa che ti fa più arrabbiare dell'altro? Il divano. Che non prende le cose con serenità. La prima città che ti viene in mente? Parigi. Stoccolma. La prima nazione che ti viene in mente? Norvegia. Danimarca. Un personaggio storico? Colombo. Garibaldi. Meglio un gol o una cena romantica? Un gol. È meglio fare gol al pomeriggio e la cena romantica la sera. Spiega il fuorigioco. Quando l'attaccante si trova oltre la linea dei difensori, quando un suo compagno gli passa la palla. Mi ha sempre fatto girare le palle perché mi hanno annullato tanti gol. Spiega il tiki-taka. Non lo so. Quello del Barcellona, quando hanno inventato 100.000 passaggi consecutivi per il gioco spettacolo. Il pressing. Sì, andare incontro all'avversario, mettergli velocità, insomma. È quello che ha inventato Sacchi per rendere i calciatori atleti e non più
Geni. Mai fatto sesso prima di una partita? Prima, la sera prima? Sì. Sì, Sì, Hai giocato bene quella volta? O quelle volte? certo. come sempre. Chi vince il nostro campionato? Il Vittorio Veneto? Mi auguro di tutto cuore Vittorio Veneto. Mai visto un film porno? Sì. Certo, Anche Sono insieme? appassionato. No. un filmato una volta. Sì. Non è ora di sposarsi? No, c'è tempo per queste cose. E sarei ancora un po' giovinello. Un aggettivo per questo gruppo. È unico. Speriamo che si mantenga per tanto tempo. Salutateci! Ciao! Ciao!